1 milione di visitatori lo scorso anno, è un turismo che non conosce stagioni. A Taormina oggi solo silenzio e strutture chiuse. L'inviata Maria Gianniti. In piazza del municipio il silenzio è rotto solo dal rumore dell'acqua della fontana. Gennaio e febbraio del 2020 fino al 28 febbraio si erano chiusi con un aumento del 20% delle presenze turistiche rispetto al 2019, quindi insomma si preparava una stagione estremamente positiva. Taormina, perla del Mediterraneo, oggi si presenta così. Più di 1 milione di persone ha soggiornato qui lo scorso anno, l'85% erano stranieri. Abbiamo aperto il cancello che sarebbe già dovuto essere aperto perché la stagione per noi era già partita. Quindi siete riusciti al momento a salvare ancora le prenotazioni per il mese di giugno? Quelle ancora Sì. Non sono state cancellate? Da giugno in avanti ancora le prenotazioni sono in essere. Noi a questo punto dovremmo salvare la nostra stagione, salvarla con il mercato italiano. Nessuno si aggira nell'antico teatro. Difficile dire oggi se la stagione degli spettacoli si salverà. In questo periodo c'erano tantissimi turisti, tante scuole e vederlo così mi viene l'angoscia. Distanti ma uniti